Buongiorno a tutti cari amici, ci troviamo a Mamojada per Cortes Apertas in compagnia delle famosissime e importantissime maschere Mamutones e Socadores. A presentarsi sarà qui il signore al mio fianco, che è il signor Francesco De Santis. E lei è segretario proprio di questa associazione? Associazione Culturale Azzeni di Mamojada, Mamutones e Socadores. Bene, ci presenti queste maschere? Allora, qui a fianco c'è Enzo che è vestito da Socadore. Come vedete è una maschera un po' particolare rispetto alla più arcaica maschera del mammutone, e infatti è una maschera che sostanzialmente si pensa che sia comunque più recente, anche se stiamo parlando sempre di secoli diciamo così, di durata di questa maschera. Partiamo dal vestito. Da sotto, come vedete, il vestito sostanzialmente riprende in parte, in quasi in tutto, quello che è il vestito diciamo così, il vestito tradizionale, come ce ne sono un pochino in tutti i paesi, quindi Zascarzasa, lo scarzonese, pantaloni bianchi, calzonese. L'elemento, diciamo così, di costume femminile, cioè il tipico fazzoletto, che in questo caso però non viene portato sulle spalle o sulla testa come succede per le donne, ma viene legato qui alla cinta. Giucurittu in colore rosso o rosso-arancione, diciamo così più o meno, la camicia bianca tipica sarda, colletto alla coreana, lo sonaiolos, che è questa cinta con i sonaioli che sono, vedete, tondi tipici, anche questi qui sardi. E poi sopra, adesso il soldadore non ce l'ha, però se si mette la birritta legata poi col fazzoletto che tiene la birritta legata al mento. Questa è la figura del Socadore che diciamo così accompagna i Mamutones e non soltanto li guida, perché uno degli Socadores che fa parte del gruppo sarà il guidatore, quindi darà il tempo e il ritmo al gruppo dei Mamutones quando suonano. È lui che decide quando farli suonare, è lui che decide quando farli chiudere, diciamo così, il suono, quindi quando fa chiudere la cosiddetta doppia, si dice già doppia. Bene, abbiamo descritto quindi i signori che sono qui al nostro fianco, che sono Enzo Gregu e poi questo bambino che si chiama Antonio Chichiana. Antonio. Che cosa significa per te questa giornata di Cortes Apertas, vestito con questo costume che richiama quindi gli Socadores? Bellissimo. Ti diverti? Una giornata che ti diverti? Sì. Bene, passiamo quindi alla descrizione adesso dei Mamutones. Allora, il Mamutone. Sotto il Mamutone è vestito con un velluto e con lo scusinzo, tipico, diciamo così, scarpa del pastore sardo. Un velluto simile anche a quello che ho io, soltanto che sotto la camicia, vedete, è una camicia a quadrettoni scura. Sopra di questo si mette la pelle, è una pelle di pecora lavorata, tagliata in modo tale che escano le braccia, come vedete. Sopra la pelle si lega s'aggarriga, si lega perché comunque tutti questi campanacci che voi vedete appesi qua sono stati legati ad uno perché fanno parte, cioè prima i due più grandi che si fa la croce, poi altri tre che vengono messi sotto. Guarda, forse se si gira possiamo anche, vedete, adesso qua non si nota più perché diventa un tutt'uno, Formano quasi un disegno. Certo, però questa è una prima croce, una seconda croce, poi questi qua, vedete, 1, 2 e 3, sempre andare con campanacci sempre più piccoli. Poi c'è infine l'ultima, chiamata la chiave, che è un'altra fila di campanacci che viene messa in modo orizzontale, che viene messa sopra tutte le altre e chiude. Vedete anche, infatti, scusa, gira. La chiave, vedete, è quella che poi lega sopra tutte le altre. Per tenerla ancora più ferma, scusa se ti faccio girare, no, per far vedere la telecamera, vedete qua c'è Zatrava, che è questa corda che passa tutto intorno, adesso qua non si può notare, però torna a quest'altro campanaccio. Questi due campanacci vengono legati e questo gli dà una forma più stabile, cioè oltre la forma è proprio anche che lo tiene più stabile, perché il discorso è che quando il mammutone poi scuote i campanacci, ed è quello il suo lavoro, diciamo così, chiaramente tenderebbe a disfarsi proprio, possiamo usare questo termine, tutto l'insieme dei campanacci, e questo lo tiene tutto unito. Infine ci sono ancora un ultimo, vedete, campanella, come vedete sono queste che sono delle campanelle di bronzo in questo caso, che vengono legate qui davanti.
e in genere sono come numero da 7 a 8, mentre le altre sono, le croci sono 5 campanacci a partire dalle più grandi fino al più piccolo, e gli altri variano dalla cintura media fino a quella più piccola, dai 6-7 campanacci per ogni cintura. Questo è fin qua il mammutone. Poi chiaramente c'è ancora il giubbonette, il berretto sardo, che viene messa la maschera e poi legherà con la... mettilo, fai vedere com'è. Qui abbiamo un peso di circa alle spalle? Beh, almeno sui 25 kg circa, possono essere 24, ecco, in genere comunque dai 23, 24, 25 kg può essere più o meno poi dipende a seconda anche della persona, diciamo così, che può avere una carica un pochino superiore. Ecco. Bene, tra poco Anche qua è una cosa particolare questa, su un mucadore che viene messo come lo mettono le donne. E questa è una particolarità che comunque serve per tenere legato la maschera, per tenerla pressata, perché vedete qua viene legato proprio qua sotto e tiene la maschera pressata al capo, cioè alla faccia. Bene, tra poco inizierà la processione per il centro del paese. Tra un po' li vedremo, almeno chi è qui a Mamoiada oggi li sentirà suonare, li vedrà sfilare lì per le piazze, per le vie di Mamoiada. Un'altra occasione importantissima sarebbe quella di Sant'Antonio il 17 di gennaio, e anche poi il Carnevale. Però il Sant'Antonio sicuramente è quella da non perdere, da vedere. Bene, grazie a tutti voi e andiamo a goderci questa sfilata di Mamutones e i Soccadores. Ricordiamo il nome del Mamutones? Franco Siotto. Ci troviamo al Museo delle Maschere Mediterranee con il dottor Paffi, che è il direttore del museo, appunto, della cooperativa Saviseras. Mario, grazie della tua disponibilità ed ospitalità in questo centro oberbericino molto ricco di tradizioni. Non a caso ci troviamo qui all'interno di una sala dove abbiamo...
le maschere più importanti del carnevale barbaricino, quindi si parte dai mamutones e i soadores di Mamoiada per poi fare un viaggio in altri paesi che sono conosciuti per questi rituali carnevaleschi, che sono Ottana con i boes e merdules e la filonzana e Orotelli con i turpos. Quello che lega queste maschere è il fatto di appartenere a dei rituali arcaici legati al mondo agropastorale, quindi riti propiziatori che venivano celebrati all'inizio dell'annata agraria per sperare, per auspicare che la nuova annata fosse migliore di quella appena trascorsa. Bene, all'interno del museo avete diversi percorsi molto importanti, e quali servizi offrite a un tipo di utenza differenziata? Allora, noi facciamo visite guidate sempre, italiano, inglese, francese e spagnolo. Abbiamo la prima sala che è la sala multivisiva, la sala emozionale, perché fa vivere al visitatore quella che è l'atmosfera del carnevale anche in un periodo che è al di fuori del carnevale stesso. Chiaramente abbiamo poi il bookshop, siamo anche attrezzati per accogliere i bambini, sia le famiglie con bambini, per cui abbiamo nel bagno un fasciatoio, abbiamo un corner kid nelle sale espositive dove i bambini possono disegnare, e abbiamo anche altri servizi legati appunto alla didattica, quindi servizi rivolti alle scuole. In centro Sardegna siete altamente legati con tutto il territorio isolano, ma oltre mare. Sì, abbiamo partecipato anche a dei progetti europei con i più importanti musei di maschere appunto a livello europeo, abbiamo organizzato quindi workshop sia da noi che in altre nazioni, cerchiamo di essere attive, di essere presenti in tutte quelle iniziative che hanno come tema dominante i mascheramenti di carnevale, chiaramente. Orgoglio a parte, però è anche vero, e bisogna dirlo, precisarlo, bisogna esserne fieri, è un museo che vive 12 mesi all'anno. Sì, noi lavoriamo tutto l'anno, chiaramente abbiamo dei picchi che sono legati alla stagionalità, ma anche al di fuori dei mesi di luglio e agosto, per esempio settembre fino adesso è stato il mese in cui abbiamo lavorato di più in assoluto. Bene, cari amici, non ci resta che invitarvi a visitare il Museo delle Maschere Mediterranee qui nel centro barbaricino di Mamoiada. Grazie tante.